Ciao ragazze e ragazzi, Festival di Sanremo 2020. Il super ospite tanto atteso della terza serata è proprio Roberto Benigni. Eccolo che Roberto Benigni arriva accompagnato da una banda che percorre la strada principale fino all'ingresso dell'Ariston, dove c'è Amadeus ad attenderlo. Un ingresso così con la banda, come un capo di stato, non mi era mai capitato, afferma emozionato Benigni. E poi ricordano il suo ingresso di 9 anni fa, quando arrivò con un cavallo bianco e con l'inno di Mameli. Questo è il più bel Sanremo che abbia mai visto, dice, complimentandosi con Amadeus. Amadeus, da fan, ricorda tutti i suoi momenti con Pippo Baudo, che appartengono alla storia del festival. Tu parli del Sanremo, quello storico, dove io gli agguantai i soliti ignoti, replica Benigni. Se vuoi lo possiamo rifare, visto che è la serata dei grandi successi, afferma Benigni. Ed eccolo rincorrere Amadeus nel tentativo di agguantarlo proprio là. E tra le rincorse di Amadeus e Benigni, tra le risate e applausi del pubblico, sembra proprio che Benigni non sia riuscito ad agguantarlo con la sua mano magica toccante. Cantare a Sanremo è il sogno di tutti e anche quello di Roberto Benigni. Ed ecco che Benigni dice di voler cantare la canzone più bella del mondo, che sta proprio nella Bibbia, il Cantico dei Cantici, canzone d'amore che esalta l'amore fisico. Ed ecco che Benigni nel suo monologo ci racconta dell'amore senza distinzione di genere e spiega la passione tra uomo e donna, uomo e donna, senza nessuna discriminazione. Un super applausone e complimenti al nostro amatissimo Roberto Benigni. Io concludo qui, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!